La gente di Cortina voleva un'amministrazione più vicina al paese e non lontana, che non fosse solo focalizzata su quello che è l'evento olimpico, che sicuramente è importante perché è un sine qua non per tutta una serie di sviluppi che andremo a vivere a Cortina, ma volevano un sindaco che fosse vicino a quelle che sono le problematiche di un paese. Siamo molto legati al territorio e al rispetto del territorio. Saremo maggiormente puntuali su tutte quelle che saranno le iniziative volte a sviluppare, diciamo, sul territorio le Olimpiadi e quindi di conseguenza una tutela del territorio, non a prescindere dall'evento, ma comunque un giusto equilibrio su tutto quello che è il nostro ambiente, che è il sine qua non ed è soprattutto la nostra ricchezza. Diciamo che per quanto riguarda la parte di viabilità, diciamo, non abbiamo cioè, dovremmo avere voce in capitolo, però essendo l'ANAS che finanzia le cose e sottocommissario, diciamo, la strada è abbastanza tracciata, ma quello che appunto vogliamo fare noi è tutelare il territorio, quindi vedere eventualmente la possibilità di fare delle modifiche se servono, ma sicuramente dobbiamo cogliere l'opportunità perché o la prendiamo adesso o rischiamo di non risolvere più quello che sarà la parte, diciamo, di traffico. Sicuramente c'è sul tavolo il progetto, diciamo, del nuovo impianto di salita all'interno del quale ci saranno 870 posti auto e quello sicuramente sarà una bella valvola di sfogo per quello che è il traffico parassita e quindi già da quel punto di vista là secondo me Cortina otterrà degli ottimi risultati. Il turismo io sono convinto che vada comunque sempre gestito perché nel momento in cui non lo si gestisce poi rischia di sfuggire di mano. E per quanto riguarda la parte estiva forse è meno caotico, nel senso che abbiamo una clientela che sta meno giorni, più turisti, diciamo andata, diciamo 1 o 2 giorni e quindi diciamo al di là del mese di agosto la gestione è abbastanza semplice. Per quanto riguarda il comparto invernale invece sicuramente è una situazione diciamo più delicata perché sia dal punto di vista dello sgombero neve che può causare sicuramente delle problematiche dal punto di vista dei parcheggi e della viabilità, però come dicevo va sempre gestito a prescindere.